L'esplorazione nasce da un progetto di Volvo sviluppato insieme a Triennale Teatro, che ha come obiettivo quello di studiare l'interazione tra diverse arti e l'esplorazione di quello che è un luogo che è inusuale per gli artisti. È un'improvvisazione spaziale, quindi il lavoro fatto in studio, materiali preparati in studio, pensati e comunque provati a immaginare in un certo modo, arrivati nello spazio, in questo spazio di Volvo Studio, sono da rimettere in discussione, da improvvisare appunto per cercare di stare nello spazio nella maniera più organica possibile, nella maniera più naturale possibile, quindi dare sia modo al mio materiale che alle danzatrici di esplorare lo spazio in relazione anche a quello che Stefano fa. Confrontandoci con Adriano e comprendendo che il suo lavoro verte poco sull'improvvisazione, abbiamo scelto di strutturare un pochino anche il percorso del suono. Infatti Adriano mi ha mandato questi video dove ha lavorato su delle mie composizioni. Queste scelte poi hanno anche un po' portato naturalmente al costituirsi di una drammaturgia, anche se anche se ancora non appena tratteggiata. Si basa tutto sul concetto di incontro tra artisti che per la prima volta si incontrano qua e devono sviluppare un loro progetto, incontro con un luogo che è un luogo non convenzionale e che in qualche modo rappresenta la cornice allo sviluppo di una ricerca, la ricerca della relazione tra quello che si conosce e quello che non si conosce, tra quello che è una realtà assodata e quello che invece ci può aspettare nel futuro. Ed è questo quello che ci interessa come si reagisce di fronte all'imprevisto, di fronte ad una cosa che non è convenzionale. Siamo incontrati qui per la prima volta grazie alla Triennale che ci ha invitato a realizzare questo progetto. L'idea è in realtà abbiamo scambiato solo negli ultimi giorni alcuni materiali, alcune idee, sia ho visto la parte coreografica che Adriano mi ha inviato e lui aveva provato su delle musiche mie registrate. Sulla base di quello abbiamo un po' tagliato il lavoro che faremo stasera. Il bello è stato proprio unire due mondi completamente diversi ma affini sotto tanti punti di vista, secondo me, e quindi capire come poter cucire e tagliare allo stesso tempo dei pezzetti dei nostri lavori, delle nostre ricerche artistiche e metterle insieme per questa serata che appunto è un esperimento a tutti gli effetti. Un progetto estremamente significativo perché è privo di ogni vincolo, di ogni costrizione, è veramente l'esplorazione, il capire come si evolverà una decisione che viene presa in quell'istante. Quindi da ogni porta se ne apre un'altra, da ogni situazione se ne apre un'altra ed è questo che l'improvvisazione degli artisti qui deve rappresentare. È qui che noi vogliamo che le persone si fermino a riflettere su come da una piccola cosa si può sviluppare una grande performance come quella che abbiamo avuto questa sera.